Noi tutti viviamo dentro a una comunità, possiamo essere degli attori del tutto passivi oppure degli attori protagonisti, oppure della gente che guarda e osserva ma è come se fosse da un'altra parte. Però nella comunità ci siamo, questa comunità vale se noi ci mettiamo del valore, dell'impegno, della simpatia, anche della tolleranza, anche un po' di perdono e un po' di generosità. Resta invece un insieme di persone anonime senza significato per noi se invece appunto teniamo per noi stessi, curiamo il nostro piccolo interesse, ma non è così che si sta bene, che si è felice, che una comunità cresce. Del resto dentro qui, questa comunità in cui noi viviamo è bello o brutta per il pezzo che noi ci mettiamo. Io credo che sia ragionevole, oltre che una cosa moralmente molto buona, essere creatori di attività, di presenza, di iniziative. Ci si diverte anche molto di più, perché stare lì a fare gli spettatori annoiati si perde un sacco di tempo e poi non si è mai contenti. Modificare la cosa, quelle cose esiste. Ecco, una delle cose che a me dispiacciono di più è questa inflazione di tutto va male, la scuola va male, la famiglia va male, la chiesa va male, il lavoro va male. Beh, prova a far andare bene il pezzo che fai tu. Se va bene il pezzo che fai tu, c'è un pezzo di mondo che migliora e viva Dio, un pezzo, diceva Madre Teresa di Calcutta, una goccia, una goccia, una goccia, si fa il mare, insomma è così che bisogna camminare in avanti.